Laboratori sta avendo un grande successo in città, sono tantissimi avvenimenti, quindi complimenti anche a tutto lo staff e a tutti quanti. Eccola qua, questa qua che è una nostra staff al Comune di Udine. No, complimenti non soltanto al nostro staff ma anche a tutti i protagonisti che hanno partecipato. Poco fa è stato presentato sempre su questo Amorpurgo qui il libro La data giusta di Maria Elena Porzio, mi ha regalato anche il libro. Quindi sono venuto anche perché conosco da molto tempo Flavia Virgilio, lei è stata per anni dirigente scolastica, adesso dirige il centro professionale provinciale per l'istruzione degli adulti ed è anche appunto rappresentante del progetto Dimmi le donne raccontano, mentre ho appena conosciuto Giulio Iacoluti, ho conosciuto anche la figlia adesso in tempo reale, e appunto ha studiato economia dell'arte e adesso fa arte partecipativa e quindi è un progetto, c'è una professione che non conoscevo bene, mi ha detto che c'è addirittura un master a Torino e anche altre iniziative. Le ho suggerito di parlare con la nostra assessore alla partecipazione Rosi Tofano perché noi appunto abbiamo da poco fatto uscire il regolamento per i quartieri partecipanti e abbiamo anche intenzione di animare, quindi questa idea di animare tramite l'arte partecipata, quindi interattiva, è molto interessante. Allora, oggi appunto mi spiegavano che ci sono dei libri unici, quindi non possono essere come quelli normali distribuiti. Vi racconteranno, quindi non voglio svelare tutto, ma insomma c'è del nuovo. E quindi complimenti alle protagoniste. Qui avete l'assessore che vi lascio in ostaggio, quindi potrà lui casomai coprire qua il posto. E quindi complimenti a tutti, la città è molto viva, noi siamo molto contenti e quindi amplieremo l'anno prossimo la nota dei lettori perché evidentemente è un format, metteremo 2 saggisti in più così è contenta anche lei. Bene, allora godetevi la serata, speriamo che non piova, comunque siamo al coperto, buone cose e buona domenica anche per domani. Arrivederci e salve, salve. Arrivederci, saluta anche il maritone, arrivederci. Bene. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e a tutte. Io sono Flavia Virgilio, sono la dirigente scolastica del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, che è la scuola pubblica italiana che si occupa degli studenti adulti. Abbiamo studenti di tutte le età, prevalentemente i nostri studenti provengono da paesi diversi dall'Italia, hanno un background migratorio. La nostra sede è in via Diaz, la sede di Udine, ma in realtà siccome siamo il centro provinciale abbiamo 6 sedi in tutta la provincia, comprese le 2 case circondariali di Udine e Tolmezzo. Bene, allora questa era un'introduzione veloce perché spesso la gente non sa che cos'è il CPA, quindi approfittiamo per fare pubblicità. E passo invece a parlare di questo progetto. Allora, innanzitutto ringrazio il Comune di Udine, in particolare Martina Del Piccolo, naturalmente l'assessore Pirone, che hanno voluto coinvolgerci quest'anno in tante attività, tra cui questa che in realtà è nata anche un po' diciamo velocemente per gli aspetti organizzativi. Quindi innanzitutto grazie per l'ospitalità e poi volevo raccontare un po', dato che il tema del festival e della notte dei lettori è il viaggio che ci ha portato a incrociare giù il progetto, Giulia, e quindi a fare insieme poi un pezzo di strada con le nostre studentesse. Questo viaggio nasce un po' per caso perché noi come scuola stavamo diciamo lavorando sulla nostra progettualità e facendo questo lavoro ci siamo rese conto concretamente guardando i dati
che i nostri corsi erano frequentati da pochissime donne. Le ragioni sono anche organizzative: se i corsi si fanno di pomeriggio e di sera, le donne sono a casa con i loro figli, e quindi per noi era un momento della strada in cui ci stavamo chiedendo come coinvolgere le donne in un percorso che non è solo un percorso in cui si impara l'italiano, in cui si impara la matematica, in cui si prende la licenza media, ma è un percorso in cui si impara soprattutto a ragionare su che cosa si vuole diventare, anche se siamo già adulti. Lo studio è sempre un'occasione per ripensare il nostro percorso come persone e di vita. In mezzo a questa, diciamo, riflessione abbiamo incontrato Dimmi. Dimmi, adesso vi leggo, perché purtroppo le persone di Dimmi oggi non potevano essere presenti e quindi mi hanno chiesto, diciamo, di raccontare un po' che cos'è Dimmi. Dimmi nasce da un'idea della cooperativa Punto Zero di Udine, che insieme all'Associazione Venezia ha promosso il progetto Dimmi in questi anni, e il progetto stesso è finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. I partner sono l'Università di Verona, Bottega Errante, l'Istituto Comprensivo Maccordi Romance e Alchimilla di Milano. Dimmi è anche, lo trovate, il progetto ha un sito, è soprattutto un percorso di pensiero e di formazione, rivolto in particolare alle nuove generazioni che attraverso discipline diverse, filosofia, storia, letteratura e diritto, approfondisce il sapere femminile e la storia delle donne. Prevede una serie di attività e di incontri pubblici, laboratori nelle scuole, conferenze, talk, approfondimenti su temi aperti a tutta la cittadinanza. Il tema di quest'anno è ricucire il mondo, quindi abbiamo incrociato il progetto quando avevamo bisogno di ricucire le relazioni tra la scuola e le donne, e abbiamo incontrato Giulia, che ci ha fatto una proposta che è la sua mamma. Abbiamo incontrato Giulia, che ci ha fatto una proposta che ci ha subito coinvolte, prima di tutto me, le docenti, parlo sempre al femminile perché la stragrande maggioranza siamo donne, e poi le nostre studentesse a cui abbiamo proposto il percorso. Io concludo questa introduzione perché l'idea è che Giulia racconti quello che abbiamo fatto e poi anche di parlarne con voi. E concludo questa introduzione con un piccolo pezzettino di un libro, visto che il tema del festival sono i libri e i viaggi. Le città invisibili di Calvino, una delle città, la città di Eufemia. Dice Calvino che a Eufemia si arriva in barca e la barca vi approda con un carico di zenzero e bambagia. Torna a salpare con la stiva colma di pistacchi e semi di papavero. La carovana, che ha appena scaricato sacchi di noci moscate e di gibibbo, già fa stelle ai suoi basti per il ritorno con rotoli di mussola dorata. Da ciò che spinge a risalire i fiumi e attraversare i deserti per venire fin qui, non è solo lo scambio di mercanzie che ritrovi sempre le stesse in tutti i bazar dentro e fuori l'impero, sparpagliate ai tuoi piedi sulle stesse stuoie gialle, all'ombra delle stesse tende. Non solo si viene per vendere e per comprare, si viene a Eufemia anche perché la notte accanto ai fuochi, tutti intorno al mercato, seduti sui sacchi o sui barili, o sdraiati su mucchi di tappeti, a ogni parola che uno dice, come lupo, sorella, tesoro, battaglia, scabbia, amanti, gli altri raccontano ognuno la sua storia di lupi, di sorelle, di tesori, di scabbia, di amanti e di battaglie. E si torna a casa sapendo che tua sorella è diversa, la tua battaglia è un'altra battaglia, la città ed Eufemia è la città in cui si scambia la memoria a ogni solstizio, a ogni equinozio. Ecco, la nostra scuola è un po' così. Si scambiano storie, si arriva con le proprie storie, si torna a casa anche con le storie degli altri. E Giulia ci ha aiutato a fare questo lavoro con grande entusiasmo e con grande passione. Lascio la parola a Giulia, che ci racconterà le cose bellissime e ci farà vedere i libri unici di cui ha parlato il sindaco De Toni. Bene, buonasera a tutte e tutti. Io ringrazio chi ha permesso, chi ha organizzato insomma, questa serata
perché ha avuto la sensibilità di capire che questo progetto tratta di lettura, no? È la notte dei lettori e delle lettrici. E quindi sì, anche in questo caso si legge, non si leggono solo delle parole, ma si leggono anche dei percorsi, si legge se stesse, lettura anche come comunicazione, e in questo caso mi viene anche da dire lettura come integrazione. Faccio una piccola presentazione di me stessa, nel senso che io sono un'artista visiva che però mi occupo specialmente di processi d'arte partecipativa, ovvero dove le opere si creano attraverso il dialogo con le persone che partecipano ai laboratori che attivo. Posso lavorare con diverse persone, possono essere dei processi all'interno magari delle scuole, processi invece di arte impresa o nelle comunità terapeutiche, però insomma diciamo che l'obiettivo è quello di non arrivare con una visione paternalista in cui si giunge nelle comunità pensando di sapere cosa è bene per le comunità, ma si ascoltano le persone, si dialoga insieme e si trova poi un linguaggio che possa raccontare quello che è l'esperienza. Durante questi laboratori quello che si attiva è anche una comunità che magari si può vedere anche per solo 5 incontri, quindi a livello di stare insieme è una comunità in cui si sta poco insieme, però è una comunità di cui ci si sente parte per molto più tempo. E lo testimonia il fatto che ieri, ad esempio, ho sentito delle signore che avevano fatto questo laboratorio Spazio di Genere 3 anni fa, dicevano non riusciamo a venire, però siamo con te, e io non le sentivo da 3 anni, però avevano visto che oggi si presentava Spazio di Genere e si sentono quindi parte di questa comunità. Bene, allora, l'arte partecipativa, come diceva il sindaco, magari non se ne parla tanto, non si sa che esiste. A me piace raccontarla così. Io sono fermamente convinta del fatto che l'arte sia uno spazio sicuro dove è possibile sperimentare modelli alternativi dello stare insieme. E quindi attraverso questi processi si legittima uno spazio in cui, appunto, nella sicurezza che quello che viene fatto in quello spazio non esce dallo spazio, può mettere in atto, insomma, dei rapporti, delle relazioni, dei modi di dire, di fare o usare linguaggi che durante una nostra quotidianità, insomma, tendenzialmente non facciamo, non ce lo permettiamo. Quindi, entrando nello specifico, Spazio di Genere è un laboratorio che è stato ideato nel 2019. C'è una piccola pubblicazione che è stata fatta sul laboratorio e in un mio testo io inizio dicendo: le esperienze personali si convertono in riflessioni che solo attraverso la condivisione riescono a tradursi in azioni collettive. Nel senso che ero appena tornata da Città del Messico, dove ho vissuto per 4 anni, e nel 2019 era stato attivato questo bando dalle associazioni Callipolis e Traarte di rigenerazione urbana, e la mia esperienza in Messico mi aveva permesso di aprire lo sguardo e quindi una riflessione su quanto lo spazio che viviamo, che tendenzialmente è uno spazio pensato, magari adesso un po' meno, però da una visione maschile a livello urbanistico, architettonico, influenzi la performatività di genere delle donne. Banalmente, se dobbiamo fare una strada più buia, magari prendiamo un cellulare, oppure cambiamo strada, oppure ci vestiamo in una maniera diversa se dobbiamo prendere un mezzo pubblico piuttosto che un taxi. In più ho anche iniziato a riflettere con un approccio intersezionale, rendendomi conto di quanto io, donna bianca, cisgender, insomma, con tutti i privilegi, quanto le mie istanze, in una città come quella magari di Città del Messico, le mie istanze di ho bisogno di sentirmi sicura, influenzassero in realtà, anche discriminando forse, in maniera involontaria, altre comunità. Questa quindi esperienza l'ho riportata in Spazio di Genere, ovvero è un laboratorio in cui inizialmente, poi
è cambiato in tutti questi 5 anni. Inizialmente lavoravo nei quartieri più marginali, ho lavorato un po' in tutta la provincia, soprattutto con donne anziane, le quali insomma, attraverso anche una passeggiata dei quartieri dei quartieri che vivevano, praticamente attraverso queste passeggiate dopo io chiedevo loro di raccontare un po' quelle che erano le geografie attraversate nella loro vita, anche perché quando si lavora con donne degli anni 40 sono quasi tutte donne migranti con esperienze di migrazione, chi in Belgio, chi in Francia, quindi chi in Africa. Ed era molto interessante quindi parlare di questo spostamento. L'obiettivo quindi era prendere consapevolezza di questo spostamento e di quanto loro fossero appunto influenzate nello spostamento e nel loro sentirsi donne, e poi insieme si trovavano degli argomenti legati appunto allo spazio su cui si sviluppava un pensiero, e questi pensieri io le invitavo a ricamare i pensieri su dei fogli di tessuto, perché l'obiettivo, quello finale, era di tessere sì relazioni, ma anche un libro unico, un'opera quindi corale, in cui ciascuna potesse esprimere un sentimento, un desiderio, che poteva essere in forma sia scritta che in forma magari di immagine. Da lì, quindi da Spazio di Genere portato in giro per i vari quartieri, ci siamo incontrate. E avevo anche pensato, cambio il titolo del laboratorio? No, perché comunque anche nel caso della collaborazione col CPA quello che si costruisce è uno spazio di genere, ovvero ormai sono 2 anni che individuiamo delle classi formate da donne. In realtà l'anno scorso c'era anche un ragazzo, però sempre con il consenso, che è molto importante, della comunità delle donne, quindi era stato accettato, e abbiamo applicato questo metodo alla scuola appunto del CPA. E quindi ho lavorato con donne tutte straniere. L'anno scorso è stata la prima volta, quindi è stato più un po' sperimentale, quest'anno un po' più strutturato, però abbiamo capito quanto a un laboratorio come questo potesse anche aiutare, sviluppare o comunque accostare l'insegnamento. Perché se durante una classe si insegna la grammatica, si insegna a presentarsi, a parlare, però magari quello spazio di autonarrazione o di riflessione del sé è difficile forse attivarlo in quella che è una programmazione più didattica. Quindi, ad esempio, questo è il libro che è stato fatto l'anno scorso insieme all'insegnante Chiara Bidese, e con queste donne abbiamo lavorato sulla metafora ed è venuto fuori in maniera molto spontanea, nel senso che c'era questa ragazza del Kosovo che ha detto, perché io magari chiedevo come ti senti qui, come ti sentivi nel tuo paese d'origine, e lei fa: ah, ma io allora nel mio paese di origine mi sentivo un albero fiorito. Qui mi sento un fiore, ma io un vaso. E ho detto, questa è una metafora. Loro non sapevano cosa fosse la metafora, quindi da lì abbiamo iniziato, grazie anche all'insegnante, a spiegare cos'è una metafora, e quindi ciascuna poi ha lavorato sulla metafora. Infatti questo è l'albero fiorito da cui tutto è stato iniziato, e questo libro l'abbiamo ricamato mettendo nella prima metà tutti i ricami usando solo i colori delle bandiere dei paesi di provenienza,
tutti i ricami di come si sentivano nel proprio paese d'origine, e nella seconda metà invece come si sentono qui, adesso in Italia e nello specifico a Udine. Questo è molto interessante, no? Ad esempio un'altalena, quindi in costante disequilibrio o alla ricerca di un equilibrio. E dietro ci sono tutti i nomi. Quest'anno invece abbiamo fatto un lavoro un po' diverso, un pochino diverso, perché ho provato ancora di più a inserirmi in quello che era il percorso insomma, che aveva immaginato l'insegnante. Quindi quando ho parlato con Paola Sannino, lei mi aveva detto no, ma parlano solo in presente. Ho detto ok, ma quindi il passato e il futuro lo stanno per fare, no? Ok, quindi abbiamo iniziato a presentare dei verbi prima al presente, poi la volta dopo si coniugavano al passato, poi al futuro, ed erano tutti dei verbi che potevano essere molto legati alla propria esistenza, quindi io sono, io sarò, io amo, io non amo, io non amerò, io voglio, io non voglio o non volevo. E da questo però poi anche con le donne, insieme a Paola Sannino, che il laboratorio si è tenuto nella scuola Fritz nel quartiere di via Riccardo Di Giusto, alla fine abbiamo lavorato anche lì con la similitudine, perché è venuto in maniera spontanea. Si tende, quando si impara una lingua, si tende un po' a cercare, magari non si ha il termine giusto, però si guardano, si osservano le cose della natura, quindi si tende a usare delle immagini metaforiche che ci provengono dalla natura per raccontare, perché c'è più facile forse, no? E quindi con queste donne non abbiamo più l'evoluzione, no? Quindi come ogni anno si cambia e si aggiunge un pensiero e diventa sempre più complesso, no? Anche il pensiero. Non abbiamo più lavorato sul come mi sentivo e come mi sento ora, come in questo caso, nel senso che non volevo attivare, come forse era stato un po' attivato in quel laboratorio, una nostalgia quasi, ma il paese d'origine l'abbiamo lasciato ai tessuti e quindi ciascuno ha portato dei tessuti che rappresentano il proprio paese. Serve dire che è Ghana. E il lavoro è stato fatto appunto sul sentire, e in questo caso il libro è Mi sento vitale come una giovane ragazza. Questo è Pakistan, questo invece Albania. Io mi sento come un fiore in un vaso, e ritorno al concetto dell'anno prima, senza che io gliene avessi parlato. Io non mi sento un fiore, non ho bisogno di essere bagnata da altri. Queste sono donne che stanno facendo la 2, correggimi se sbaglio, A2, cioè il livello base. Io mi sento come un libro pieno di storie. Io mi sento come in una gabbia con la porta aperta. Mi sento straniera in questo mondo. Io mi sento come una rosa appena sbocciata in primavera. Lei è una donna che aveva partorito da poco. Mi sento come la luna di notte, una luce nel buio. Io mi sento come la pioggia di notte. Diciamo che dopo un libro così, secondo me sono un bidù, cioè io che so cittadinanza, esatto, cioè nel senso capacità anche introspettiva, che non è il sapere, no, la lingua, ma è proprio
la capacità di trovare in quello spazio il coraggio anche di raccontarsi e di riflettere, mettendo in moto anche tutto un aspetto emotivo, emozionale, che non è da poco. E poi quest'anno c'è stata la grande sorpresa, che è arrivata all'ultimo, ma ci siamo riusciti a incrociare, e abbiamo lavorato nella moschea di Udine. Abbiamo portato Spazio di Genere in moschea, dove le signore stavano appunto seguendo dei corsi di italiano, di conversazione, e questo, che non è ancora rilegato, e guardo mia mamma, dopo vi spiego perché guardo mia mamma, però la faccia di paura, questo sarà il libro che abbiamo, non è ancora rilegato perché il laboratorio è finito l'altro ieri, giovedì è stato l'ultimo incontro, e con le signore della moschea, che avevano un livello di italiano più alto, un'esperienza anche da più tempo di vivere, insomma, di vissuto in Italia, siamo sempre partite dal fatto del passato, presente, futuro, e quindi ho chiesto loro inizialmente che si presentassero proprio con questa visione. Da lì abbiamo introdotto, insieme a Chiara Bidese anche in questo caso, la struttura del diario. Cosa scriviamo in un diario? Quando leggiamo un diario, cosa c'è? C'è sempre un passato, c'è un presente, e poi c'è anche magari una visione di quello che si desidera essere, un'ambizione, una speranza. E partendo quindi dalla struttura del diario, si sono divise in 3 gruppi, pensando, scriviamo un diario di una donna che possa rappresentare tutte, erano circa una decina, no? E in questi 3 gruppi hanno lavorato sul passato, presente e futuro. E adesso vi leggo la storia. Sono una donna del continente africano e ho 40 anni. Quando ero piccola, il mio sogno era diventare una dottoressa, ma le circostanze non me l'hanno permesso e sono diventata un'operaia in fabbrica di biscotti. Tuttavia non mi sono arresa. Sono venuta in Italia, mi sono sposata e ho avuto 3 figli. Ora sono sulla strada per migliorare il mio futuro. Questo era il gruppo del passato. Non c'è stata nessuna intromissione, né mia né dell'insegnante. Adesso sto facendo un corso di italiano per imparare bene la lingua e un corso di sartoria. Mi piace cucinare, adoro fare i dolci. Quando ho tempo libero faccio una passeggiata per dimagrire e shopping. Io sto bene perché faccio quello che voglio. Vorrei lavorare come una cuoca per aprire una trattoria, la trattoria di gioia. Io vorrei aiutare i poveri, vorrei stare con la famiglia e con le amiche. Io vorrei stare in un bellissimo paese inclusivo. Quindi poi, dopo che hanno scritto questo diario, ciascuna ha scelto una frase che le rappresentasse, e le frasi appunto sono state ricamate in quelli che sono, questo è il titolo, Sogno di una straniera, anche questo è stato scelto poi in maniera condivisa, e ciascuna poi ha tessuto le proprie parole su pezzi di stoffa che ha voluto portare, donare. C'era anche pezzi, questo qui c'è la bandiera etiope, e guardavo mia mamma quando le ho fatto vedere, perché per me è importante nei miei lavori sempre portare l'esperienza personale, senza però essere esplicita nel parlare di me stessa. Tutti i miei lavori parlano di me,
senza dichiararlo, nel senso che io credo che ogni artista porti sempre nelle proprie opere le proprie inquietudini, le proprie esperienze, i propri vissuti. E quindi questo per me è un lavoro strettamente familiare, un po' perché la tecnica del ricamo io l'ho scelta come pratica, sicuramente come pratica stereotipatamente legata al femminile, perché mi interessa usare dei codici che sono associati a uno stereotipo per ribaltare lo stereotipo stesso. Quindi questo è un lavoro per me di emancipazione femminile, in cui si usa però il linguaggio che è sempre legato alla donna, il ricamo. Ma l'ho usato anche perché è un momento meditativo in cui si crea quella concentrazione in cui si riesce a pensare solo a una cosa. E per delle donne con figli, mariti e comunque donne che si prendono tutto il giorno cura dell'altro e dell'altra, trovare uno spazio per sé e uno spazio anche di silenzio, perché come avete visto quando c'è una bimba, un bimbo, il silenzio è veramente sacro, quello spazio di silenzio che permetta anche di rimettersi un attimo, di ricentrarsi. In più il ricamo io lo connetto subito a mia nonna, la nonna materna, perché quando dormivo da lei, prima di addormentarmi, prima di andare a dormire sul divano, mi faceva ricamare. Pensavo che fosse per insegnarmi, in realtà era proprio per creare tessere quel rapporto, quella relazione di silenzio, di concentrazione, insomma, e aiutarmi a crescere, ecco, no? Ed è per questo, anche perché poi io il primissimo laboratorio che poi è stato fatto nel 2020 per la questione Covid, l'ho fatto che ero incinta, e il tema della maternità è un tema che viene sempre fuori in questi laboratori, e anzi io credo che dalla gravidanza in poi il fatto che anch'io abbia una figlia mi permette di entrare anche su certe tematiche di confronto, di vissuto proprio, no? Io chiedo consiglio, l'altro giorno chiedevo consiglio alle signore, dicevo ma come si fa adesso, voi che avete 3 figli, spiegatemi come si vive, come si coordina, come si gestisce una giornata, no? Quindi, e quindi il lavoro, quando viene finito nei laboratori, viene poi rilegato da me e da mia mamma, dove quindi ci sono anche altre 2 mani di uno sguardo femminile sullo stesso progetto, insomma. Ho detto tutto? Penso di sì. Magari qualcuno di voi vuole dire qualcosa? Ci sono domande? Hai domande? No, io non ho scusate. Se qualcuno ha domande o riflessioni, naturalmente sono attese e auspicate. No, io solo sentendo Giulia parlare, insomma, ho di nuovo fatto mente locale su come una cosa che alla fine è successa quasi per caso ha prodotto risultati e opportunità in tutti i campi, nel senso che come avete visto non solo Giulia ha proposto, diciamo, la sua arte e ha lavorato con le signore utilizzando degli strumenti di tipo artistico, ma ha fatto in modo che come dire, la scuola, proprio l'imparare insieme, diventasse anche un momento artistico. Si è inserita in un'attività normale dei docenti, hanno lavorato insieme, e questo non ha tolto niente né a quanto le signore hanno imparato
né all'aspetto artistico del lavoro che è stato prodotto. Quindi ecco, di questo noi siamo veramente entusiaste e quindi speriamo, abbiamo diciamo tante idee per continuare su questa strada e anche magari altri libri da leggere il prossimo anno. Non lo so, Giulia, forse si può far passare i libri, quelli rilegati, o sono troppo fragili? Così magari guardandoli le persone hanno una impressione più così concreta del lavoro che è stato fatto. Sì, vuole venire a qui? Ok. No, allora, il lavoro che abbiamo fatto fino adesso con Giulia è sempre stato un lavoro dentro i corsi. Il lavoro della narrazione, del raccontarsi oralmente e anche per iscritto, è uno degli obiettivi, diciamo, del livello di cui Giulia parlava, che è il livello di autonomia linguistica. Quindi creare una situazione in cui non riproduciamo un dialogo finto, diciamo, che è quello del libro di testo, ma invece dialoghiamo tra di noi, le persone che sono in quel corso, in quel momento, in quell'anno, e con i docenti e con Giulia, è una cosa che, appunto, come dicevo prima, non toglie ore al lavoro dell'apprendimento della lingua per fare una cosa diversa, ma è un'opportunità, un'attività che potenzia l'apprendimento della lingua usando strumenti parzialmente diversi da quelli, diciamo, canonici del libro di testo e del quaderno. Quindi ecco, tutte le esperienze che Giulia ha raccontato le abbiamo fatto nell'orario curricolare dei corsi e sono state esperienze in cui appunto l'apprendimento della lingua, la capacità di parlare delle signore, la capacità di raccontare è stata ampliata da questa attività. Sì, sì, per me è fondamentale comunque nei miei lavori, cioè io non sono onnipotente e non ho la superbia di pensare di poter sopperire a tutte quelle che sono le necessità, quindi sempre io lavoro con altre professionalità a fianco, in questo caso insegnanti, che siano psicologi o che siano manager, insomma, cioè, dipende, però sì, assolutamente sì. Allora, in questo caso è durato 10 ore, 5 incontri da 2 ore, poi spesso diventano di più perché c'è la festa di fine anno e poi c'è mangiare, tutti facciamo i cibi tradizionali, ciascuno porta qualcosa, quindi c'è sempre qualcosa in più. Ecco. No, c'è una frase, per me spazio di genere, racconto un aneddoto che fa molto sorridere, però per me è stato veramente quello che mi ha spiegato come, questo aneddoto mi ha evidenziato come questa sia un'azione assolutamente femminista senza dichiarare che lo sia, senza essere esplicitato questo femminismo.
Si tratta di una signora, in quel caso di Trieste, che alla fine del laboratorio mi ha detto: mi sono sposata a 19 anni, il primo figlio l'ho fatto a 20, l'ultimo dei 5 a 35, sono diventata nonna, ora sono bisnonna, e me lo diceva facendo addormentare il bisnipote nella carrozzina. Mi fa: mi sono rotta i coglioni, fa, io sono stufa di essere la moglie di, la mamma di, io sono Mariangela. Sì. E ho detto, questa è consapevolezza, cioè solo attraverso poi la consapevolezza si attiva quella che è la rivoluzione femminista che vogliamo fare, che non è lanciare Molotov, ma... No, il ribaltamento parlavo dell'utilizzo del ricamo, nel senso l'utilizzo di un linguaggio strettamente sì stereotipato per poi ribaltare, sì, beh, in qualche modo sì, per attivare, sì, diciamo che il ricamo in questo caso non lo stiamo usando per fare il corredino, perché tendenzialmente si fa così, non è un decoro, ma è un messaggio a se stesse e a chi poi leggerà i libri. Se non ci sono... Cosa devo rispondere? Che cerchiamo di fare i corsi di B1 sempre quando possiamo, nel senso che il nostro ordinamento prevede che vengano fatti nei CPA i corsi di A1 e di A2. L'obiettivo è quello di arrivare al livello A2, che è quello richiesto dai permessi di lungo soggiorno. E tutti sappiamo, chi è un po' consapevole di che cosa vuol dire imparare una lingua e in che modo una lingua serve per vivere, tutti sappiamo che il livello A2 non è un livello di vera cittadinanza, è un livello troppo basso per una piena partecipazione alla vita della città e del paese in cui le persone sono arrivate e, come avete visto, a cui vogliono partecipare. E purtroppo però la realtà dell'ordinamento è questa, e questa realtà condiziona il numero di insegnanti che noi abbiamo. Quindi quello che possiamo fare e che cerchiamo di fare è di ricavare delle risorse, grazie alla disponibilità spesso anche dei docenti, per poter fare anche i percorsi A1, oppure di usare finanziamenti oltre l'organico che ci viene dal Ministero per finanziare i percorsi A1, scusate, B1. Questo cerchiamo di farlo con determinazione, diciamo, pur nel limite delle risorse, che non è solo il limite delle persone e dei fondi che paradossalmente abbiamo, è soprattutto il limite degli spazi. E questo determina il limite degli spazi oppure degli orari in cui gli spazi sono fruibili. E questo per le donne rende veramente difficile accedere ai corsi. Il corso e l'attività che anche Giulia ha fatto con le signore, alcune delle quali sono qui presenti, l'abbiamo fatto in moschea con la collaborazione dell'associazione che gestisce lo spazio attraverso un'intermediazione con il comune di Udine, perché non possiamo accedere ai nostri spazi la mattina, e questo chiaramente renderebbe tutto molto più semplice.
Allora, sicuramente, nel senso, io lo porterei in carcere. Volevo proprio invitarti a portarlo in carcere. Sarebbe... lo porterei in carcere anche agli uomini, nel senso, come azione, come attività di, appunto, di meditazione, di silenzio, di ascolto del sé. Mi è stato detto tante volte perché non lo fai misto. Non ho un approccio separatista assolutamente, però devo dire che è evidente che la presenza maschile implica, comunque influenzi fortemente la libertà dell'espressione femminile, sempre, a prescindere, a partire dal nostro padre. Quindi per me è importante in questi casi che sia uno spazio tutelato alle donne. Poi, come dallo spazio urbanistico siamo passati allo spazio invece della lingua, possiamo anche passare, è spazio di genere, c'è anche il genere maschile, non è che, appunto, non sono separatista. Però, sì, non credo. C'è stato oltretutto questo libro fatto a Udine, a San Domenico, a quartiere di San Domenico, c'era un uomo, ed è stato molto interessante, un uomo che tutte le donne conoscevano, era stato fatto il laboratorio durante gli incontri per anziani che attivano a San Domenico, e lui era conosciuto da tutte, ben voluto, ed è stato assolutamente positiva come presenza, perché la sua presenza ha evidenziato alle signore la differenza proprio di vivere come uomo e come donna, perché dicevano, perché lui arrivava e diceva: ah, ieri sono stato a suonare in chiesa fino a tardi, e così dicevano: ma perché io non c'ero? Perché non sono andata in chiesa alle 7 di sera, alle 8 di... Perché? Perché l'autobus a quell'ora non c'era, perché non si sentivano sicure per strada, perché è buio e chi mi accompagna, e perché un uomo non ha problemi a tornare a casa al buio e la donna rimane a casa perché... Cioè, e quindi questo, la sua presenza, o lui diceva anche, era molto bello, parlava di che andava sempre a Lignano e ci faceva vedere le foto di lui in canottiera in spiaggia. E diceva: perché noi non andiamo più in spiaggia da quando abbiamo quasi 50 anni? Perché mi dà fastidio che mi ballano le braccia, non voglio farmi vedere in costume, e non che lui fosse un adone, cioè, nel senso, però lui non aveva nessun problema. Quindi è stata anche interessante, però era una persona che loro conoscevano da anni e che era parte del loro gruppo, quindi escluderlo sarebbe stato discriminante. Non so se qualcuna che ha partecipato ai laboratori vuole dire qualcosa, non siete obbligate, però se qualcuno vuole dire qualcosa potete dirlo. Sì, noi ci eravamo dato un'oretta di tempo, quindi se non ci sono altre domande, vi ringrazio. Prego. No, volevo un chiarimento sull'esperienza Città del Messico riguardo alle rivendicazioni che ritenevi discriminanti per altri gruppi, se magari diciamo le riflessioni che erano nate in quel contesto magari hanno fatto uno sviluppo anche su questi laboratori. No, allora lo sviluppo dei laboratori in quel contesto no, perché ho attivato la riflessione a Città del Messico. No. Banalmente a Città del Messico c'è Tepito, che è uno dei mercati più pericolosi di Città del Messico, ma è un mercato dove è una cittadella, cioè una città. Allora se io pretendo da bianca di andare lì e sentirmi sicura, vuol dire
militarizzare fondamentalmente uno spazio dove invece c'è una comunità che con le proprie dinamiche, etiche, non etiche, ma io non entro, cioè non sono io a dover giudicare come loro devono vivere, è una loro comunità, loro vivono lì dentro e quindi sono io a dover fare un passo indietro e in caso non andare a Tepito, perché se no sono io con uno sguardo sempre colonialista che impongo il fatto che io mi devo sentire sicura in un posto. O il fatto che io da fotografa, a Città del Messico ero fotogiornalista, da fotografa arrivi in una comunità ciapaneca dove la macchina fotografica non è ben voluta perché c'è un problema a livello spirituale e di come pensano, leggono il mezzo, sono io che non devo fare le foto, non loro che si devono adeguare alla mia fotografia. Questo è. E non è facile sempre rendersi conto. Questi sono degli esempi estremi. Però sì, se noi pretendiamo di rendere sicuro uno spazio, ma sicuro per chi? Per me, ma per loro magari è sicurissimo. Cioè, è sempre molto complesso come approccio. Bene, grazie mille a tutte e a tutti, buona serata, e a presto e buonanotte dei lettori.